oggi. Nella Corea del Sud la Chiesa Cattolica sta vivendo una fase di fioritura. Nei 50 anni scorsi il numero dei fedeli è cresciuto da 500.000 a 5.300.000. Il primo secolo della storia della comunità cattolica sudcoreana o coreana era segnato dalla persecuzione, essendo stato dichiarato il cattolicesimo una religione antistatale. La comunità conserva il ricordo di 10.000 martiri. Il cardinale Andrew Song-Jung, arcivescovo di Seoul, ci presenterà la situazione dei cristiani sudcoreani. Il cardinale fu il primo tra i dirigenti cattolici a varcare nel 2014 il confine della Corea del Nord dittatoriale. Da lungo tempo egli sollecita il dialogo per la pacificazione dei due paesi. Egli ha riconosciuto, ha scoperto anche le possibilità inerenti nei mass media, ha fondato la Peace Broadcasting Corporation. Egli presta molta attenzione anche agli emarginati e sollecita in questo senso anche i membri della sua comunità. Succede sovente che sia il cardinale ad offrire di sua mano il piatto di pasto caldo ai bisognosi alla mensa con delle parole di incoraggiamento. Carissime eminenze, eccellenze padri, fratelli e sorelle in Cristo, buon pomeriggio. Sono il cardinale Andrea Yomsujong, arcivescovo di Seoul e amministratore apostolico di Pyongyang in nord. All'inizio del 1900 la Corea fu chiamata il paese eremita per la sua chiusura nei confronti degli altri popoli. Oggi io vorrei fare l'opposto e condividere con voi alcuni momenti della storia coreana e soprattutto della storia della Chiesa Cattolica in Corea. Sicuro che conoscerci rafforzerà in comunione tra noi. La mia presentazione si svilupperà a questo modo. Alla fine del XVIII secolo la società coreana era in tumulto a causa della corruzione dei governanti e della eremita povertà della popolazione rurale. E il regno di Joseon stava affrontando una crisi turbolenta che investiva la struttura sociale rigidamente divisa in caste. Studiosi di varie discipline cercavano di offrire nuove proposte per rinnovare la società. Tutte queste proposte avevano però in comune una cosa essenziale, cioè l'abolizione del sistema delle caste. Nell'inverno del 1779 alcuni studiosi si radunarono per discutere e studiare il cristianesimo, che trovarono nei libri tradotti in cinese. Nel XVI secolo dal gesuita Matteo Ricci. Solo per curiosità
verso la scienza e la religione occidentale, ma soprattutto per cercare una via che la società coreana potesse percorrere. Leggendoli riconoscono in questi scritti per un dono dello Spirito Santo molto speciale, la verità ultima dell'uomo e del creato. Per loro la dottrina cattolica della fraternità fra coloro che credono in un Dio Padre fu vista come una luce nelle tenebre. Cominciarono a radunarsi regolarmente per conoscere e approfondire il catechismo e così a poco apparve in loro la fede cristiana. In questo clima, nel 1784 fu battezzato a Pechino per primo Pietro Ri Sung-hun, inviato dagli studiosi, e con il suo ritorno nacque la prima comunità cristiana. Coloro che cercavano la riforma della società allora abbracciarono la fede cattolica e divennero i primi cristiani della Corea. L'amore fraterno che i nostri padri sperimentarono fu capace di abbattere le forti divisioni sociali confuciane. Acquisirono anche una nuova visione della vita e della morte. Si rifiutarono di celebrare il 제사, rito di evocazione delle anime dei defunti. Credettero fermamente nella risurrezione dei morti e nella potenza di Dio creatore dell'universo. Il rifiuto di celebrare il 제사 e la fede in Dio Padre scatenò sospetti verso la nuova religione nascente, anche perché il sovrano era considerato una divinità celeste. Ben presto iniziarono le persecuzioni del governo che furono tra il 1801 e il 1867, di cui 4 molto violente. Talmente forte fu la loro fede che molti accettarono di perdere tutti i beni e perfino la vita. I martiri di cui abbiamo la documentazione sono più di 10.000 e altrettanti quali non documentati. Sono come i 3 re magi che, riconosciuto nella stella cometa, un segno divino, intraprendono un viaggio lungo e sconosciuto dietro di lei. Sono stati fraintesi, rifiutati da tutti i membri della società e in particolare dai loro
familiari e amici. Sono andati a vivere nascosti tra le montagne una vita di stenti e di scomodità. Lì si sono radunati in comunità villaggio, in coreano 교우촌, e per molti anni, fino al dopoguerra, hanno vissuto insieme sostenendosi gli uni gli altri. Erano gli uomini e le donne del futuro, una nuova creazione. Ogni volta che considero la loro vita, io provo stupore e la loro testimonianza conferma in me le parole di Cristo. Amatevi come io vi ho amato. Da questo conosceranno che siete miei discepoli. Queste parole si possono realizzare ancora oggi in noi e in questa generazione. L'inizio della Chiesa in Corea, grazie ai martiri, rimane la stella da seguire perché i martiri ci incoraggiano ad avere come loro la forza di riconoscere e testimoniare il Vangelo di Gesù Cristo, non più in una società rigorosamente confuciana, ma in quella ultra tecnicizzata dei nostri tempi, dove Dio sembra sempre più inutile e inesistente. Va bene? In seguito del 1886, grazie ad un trattato tra Corea e Francia, la Chiesa ottenne la libertà di culto. Agli inizi del XX secolo, però, grandi sofferenze attendevano la nostra nazione. Nel 1910 il Giappone conquista la Corea e ne dichiara l'annessione. La durissima occupazione continua fino al 15 agosto 1945, quando le bombe atomiche su Hiroshima e Nagasaki segnano la fine della Seconda Guerra Mondiale e della dominazione giapponese, ma non segnano la pace definitiva del nostro Paese. A Yalta, le grandi potenze internazionali stabiliscono la divisione della Corea in due paesi, nord e sud, al 38° parallelo. Nel 1950 il fragile equilibrio politico si rompe e l'esercito del nord invade la Corea del Sud e inizio della guerra di Corea, che termina nell'armistizio del 1953 con la riconferma della divisione del Paese. Al 38° parallelo. I morti e i feriti sono circa 3 milioni, più di
più del 10% della popolazione. Intanto la giovane Chiesa, senza aver avuto il tempo di maturare e di organizzarsi, è travolta anche lei dalla occupazione giapponese e dalla guerra coreana. In quei tempi bui di guerra, però, la Chiesa non si smarrise. Grazie alla stella della testimonianza di nuovi martiri, quelli uccisi durante la persecuzione comunista avvenuta prima e durante la guerra coreana. Tra di essi abbiamo proclamato i servi di Dio 119 martiri. Stiamo preparando per il processo della loro beatificazione. Non possiamo dimenticare però il dolore di questa guerra, perché le sue gravi conseguenze sono ancora vive in mezzo a noi. Più di 10 milioni di persone che contro la loro volontà sono state divise tra nord e sud fino ad oggi. Non sanno cosa sia accaduto ai loro familiari, ai loro figli, genitori e coniugi. L'odio fratricida causato dal conflitto tra le ideologie ha distrutto le famiglie, dividendo tra loro i fratelli e i genitori dai figli. Siamo diventati nemici gli uni per gli altri. Il sospetto e il rancore regnano ancora oggi nei nostri cuori. Abbiamo bisogno della grazia di Dio per perdonare le ingiustizie subite e fatte e vivere nella pace. Ecco, pace e riconciliazione. Questa è una grande sfida per la Chiesa in Corea. Allora mi domando, come fare ad acquisire le doti cose necessarie per raggiungere la pace? La prima è contenuta nelle parole di Cristo. Dal di dentro, infatti, cioè dal cuore degli uomini, escono le intenzioni cattive. Ecco, per prima cosa, Cristo ci invita a guardare il nostro cuore senza giudicare gli altri, ma noi stessi. Cosa scopriamo nel nostro cuore? Scopriamo che anche se noi siamo peccatori e tante volte abbiamo sbagliato, Cristo non ci ha condannato o rifiutato. Scopriamo l'amore di Dio che è Cristo crocifisso per noi. Allora il cuore si allarga e acquista serenità per parlare e pensare, non più oppresso dall'odio. Secondo passo, per arrivare alla pace
è la preghiera. Essa nutre in noi la presenza di Dio e lo Spirito Santo ispira e dona creatività. Crea cose nuove, apre strade nuove. Per questo da 26 anni, ogni martedì nella cattedrale di Seoul ci riuniamo a pregare per la riconciliazione e l'unità del popolo coreano e per la Chiesa del Silenzio della Corea del Nord, di cui io sono il pastore. Abbiamo anche chiesto a ciascun fedele di pregare per una delle 57 chiese parrocchiali che esistevano nel Nord Corea prima della guerra. È un gemellaggio spirituale per non dimenticare e mantenere vivo il loro ricordo. La riconciliazione, la solidarietà e l'unità del popolo coreano è una parte importante dell'opera della Chiesa Cattolica coreana. La Chiesa ha creduto in un Dio che desiderava la riconciliazione e l'unità e sta lavorando per unire e riconciliare il popolo di questa nazione divisa. È stato un segno divino, perciò nel 2017, quando abbiamo avuto un gemellaggio della diocesi di Pyongyang con la diocesi di Banja in Bosnia-Herzegovina, che è un paese dei Balcani con numerose sofferenze e divisioni e con iniziative piene di speranza della riconciliazione. Inoltre che in 75esimo anniversario della liberazione dal dominio giapponese e il 70esimo dell'inizio della guerra coreana, il 15 agosto del 2020 ho voluto consacrare alla Madonna di Fatima, Regina della Pace, la diocesi di Pyongyang e tutta la Corea del Nord affinché la Vergine veli e protegga quella terra. Il Vescovo Monsignor Komarricha è tornato di nuovo in Corea nell'occasione del 90° anniversario della fondazione della diocesi di Pyongyang per rinnovare la sua promessa di pregare per la pace e l'unità della penisola coreana. È stata anche mia preoccupazione far conoscere e sensibilizzare altre chiese sul tema della riconciliazione dell'unità del nostro Paese. A questo scopo abbiamo organizzato annualmente il Forum internazionale dal titolo Condivisione della pace nella penisola coreana. Ringrazio Sua Eminenza Cardinale Peter Erdo per avervi partecipato. Condividere con altri la storia delle loro nazioni e della loro esperienza di fede
è stato per noi un grandissimo arricchimento. Dal 2019 la Conferenza Episcopale Coreana, con grande sollecitudine, ha invitato tutta la Chiesa coreana a recitare ogni sera alle Pateros del Ave Maria, Gloria per la pace del nostro Paese. Oggi su 52 milioni di abitanti, i cattolici sono più di 5 milioni, il 10% della popolazione totale. E il compito della Chiesa in Corea è complesso. La guerra ha lasciato dentro il cuore dei coreani un vuoto enorme. Non c'è più nessuna certezza o valore da difendere dopo aver visto tanta morte e crudeltà ovunque. Per reazione, il popolo coreano, spinto dal desiderio di sopravvivenza, si è gettato con tutte le sue forze nella ricostruzione del Paese. Abbiamo lavorato così duramente e alacremente che in pochi anni il Paese si è trasformato dal fango delle capanne ai grattacieli, dalla povertà estrema ad essere la 10ª economia mondiale. Sembrava di aver raggiunto lo scopo della vita, cioè il successo, la ricchezza, la comodità. Ma questa stella non era quella vera. La nostra società coreana è diventata fortemente individualista e oltremodo competitiva. Ognuno pensa al proprio guadagno e quando fallisce o non ce la fa più si suicida. Non c'è più tempo per ascoltare il Vangelo, sia per i lontani che per i vicini alla Chiesa. Il mondo pone alla Chiesa cattolica in Corea un'altra grande sfida, la secolarizzazione, cioè un radicale cambiamento dello stile di vita. La nostra cultura e le nostre tradizioni si modellano sul confucianesimo, una filosofia che segue i principi morali della legge naturale come la virtù filiale, l'obbedienza, il rispetto degli anziani, eccetera. Adesso tutto sta capovolgendosi perché l'uomo non riconosce più nessuna legge naturale superiore a sé. Alla fine della guerra coreana gli aiuti economici furono usati sia per la ricostruzione del Paese
che per la realizzazione del Family Planning. Family Planning portato avanti con grande successo. Il primo slogan del 1961 era non distinguere tra maschio e femmina. Solo 2 figli e educhiamoli bene. E un altro era un figlio è abbastanza. 2 sono troppi. L'insegnamento sulla contraccezione che identifica la nascita di una prole numerosa come danno economico e bassa qualità della vita è stato inculcato profondamente nella popolazione. Questa mentalità ancora oggi rende inoperanti gli incentivi del governo a sostegno della famiglia numerosa. Il tasso di natalità continua a scendere, minacciando la nostra stessa sopravvivenza. Nel 2020 i numeri dei morti hanno superato quello dei neonati. L'enorme incremento dei divorzi e degli aborti, l'eutanasia e ultimamente lo spazio accordato nella vita pubblica alla cosiddetta ideologia del gender, cose che solo 30 anni fa sarebbero sembrate assurde, oggi modellano la storia vita. E per ultimo vorrei fare un accenno all'uso di Internet. Nel 2020 la penetrazione di Internet nella popolazione coreana è stata 92%. Noi impariamo a vivere guardando Dio che è la vita, ma guardando i mezzi di comunicazione che, condizionati da enormi interessi economici, non distinguono ciò che costruisce la persona da ciò che la distrugge. Ovviamente questi mezzi di comunicazione ben usati sono una ricchezza, ma c'è ancora molto lavoro da fare per raggiungerne un corretto uso. Le conoscete bene? Dopo il congresso eucaristico tenutosi in Seoul nel 1989 è nato il movimento One Body, One Spirit, OBOS, che fino ad oggi sta lavorando in 57 paesi dentro e fuori Corea, promuovendo progetti caritativi e di sviluppo. Abbiamo creato anche centri ricreativi per anziani, molto necessari in questo tempo di Covid-19, centri di consulenza, case di accoglienza per gli immigranti. Abbiamo offerto ai lavoratori immigranti
l'assistenza medica gratuita in vari ospedali, mentre la mensa dei poveri della cattedrale distribuisce più di 500 pasti. Inoltre abbiamo potuto istituire il Comitato per la Vita allo scopo di approfondire lo studio e le sperimentazioni sulle cellule staminali adulte e anche per diffondere il movimento pro vita. Questo anno, bicentenario della nascita del Santo Martire, il presbitero Andrea Kim-daegon, stiamo organizzando una donazione speciale di vaccini anti-Covid per i paesi più bisognosi. Noi abbiamo ancora 250 anni di storia e quindi possiamo dire di essere una Chiesa giovane. Allora, come i giovani, apriamoci senza paura nei preconcetti a creare, a cercare ovunque, anche fuori dai nostri programmi, dove soffi il vento dello Spirito Santo. Oggi, guardando la storia della Chiesa in Corea, scopriamo che c'è un filo che la percorre tutta, i martiri. E siccome la stella come ci hanno guidato nella sequela di Cristo attraverso le prove e le difficoltà. Nel nostro mondo del terzo millennio abbiamo bisogno nuovamente di vedere questa stella. La presenza di Dio incarnata in uomini resi nuovi da Cristo come lo furono i nostri martiri. Abbiamo bisogno di una nuova evangelizzazione. L'evangelizzazione è la forza che può rinnovare la nostra Chiesa, ridestando in noi quella audacia, freschezza o gioia del Vangelo che abbiamo visto nei nostri padri. La Chiesa evangelizza e si evangelizza. Con la bellezza della liturgia eucaristica che nutre in noi la carità a immagine di Cristo e ci trae fuori da noi stessi verso i nostri fratelli e sorelle e ci fa riscoprire la nostra identità come comunità cristiana. Ora più che mai cerchiamo la forza dello Spirito Santo che cambi i nostri cuori e ci dia il discernimento e umiltà per colmare le divisioni, per favorire un vero dialogo sui problemi e le prospettive della nazione. È il Vangelo che cambia il cuore dell'uomo e permette che lo Spirito agisca nell'intimo dei cuori perché i nemici si aprano al dialogo, gli avversari si stringano la mano e i popoli si incontrino nella concordia. All'inizio dell'essere cristiano
non c'è una decisione etica o una grande idea, pensi l'incontro con un avvenimento, con una persona che dà alla vita un orizzonte e concio la direzione decisiva. Perciò usciamo ad offrire a tutti la vita di Cristo, confidando che Dio moltiplicherà le nostre scarse forze d'amore. Sono grato al Signore per avermi condotto qui a Budapest su invito di Sua Eminenza Cardinale Erdo, perché questo congresso è uno segno visibile dei frutti che genera l'Eucaristia, l'unità e carità tra tutti noi. Perciò ringrazio di cuore la Chiesa ungherese, ricca di una lunga storia di fede, per la sua testimonianza e per la sua fraterna ospitalità. Köszönöm. Grazie.